La guerra è finita, lasciando le tracce indelebili di sofferenza e distruzione. C'è tanto da fare, ma i friulani da sempre sono abituati a tirar su le maniche. Quella di Didi Titin è una famiglia di panna, tra le tante che guardano al futuro. Anche i suoi figli l'hanno capito. È la notte che, come sempre, porta consiglio. Chi sono? Sentì sarà qualche novità per radio. Buonanotte signore e signori, qui Radio Sotila per gli ascoltatori della notte. Cronaca locale. Sono stati colti in fragranza dai carabinieri di Maniago i signori Jaco Dreon e Mario Mostacchia, nel mentre rubavano in località Montantons. Nel sacco della refurtiva un gallo, una gallina e 12 uova di proprietà di Angelo Dalla Vice. Processati in direttissima, sono stati condannati a 30 anni di reclusione. Sempre questa notte, nella centa dei Gaspars, è stato ripulito un ciliegio da tutti i suoi frutti. Ai piedi dell'albero sono stati ritrovati, abbandonati dal ladro in fuga, un paio di scarponi, di inconfondibile odore nauseabondo, che potranno far risalire il proprietario.
Sono ancora in corso le indagini per risalire al malfattore che la scorsa settimana ha scaricato un carico di letame sulla porta della casa del sindaco di Fanna. Nel frattempo il materiale è stato rimosso e depositato nella casa del vice sindaco, fino al termine delle indagini. In località Malavan è stato morso da una vipera il boscaiolo Bruno Uccelli. Dopo 2 ore di sofferenza ed agonia, la vipera è morta. La polizia ha rilevato che il rettile si trovava in stato di ebbrezza. Per la festa del papà, in casa Titin, il figlio primo gli dedica questa poesia. Oh papà, su dammi la mano, grande, forte mi sento con te. Tu mi guardi, mi dici, piano, sono felice che tu sia con me. Se mi porti sulle tue spalle, io mi sento un capo tribù. Se mi tieni stretto al tuo cuore, il mio amico più caro sei tu. Oh papà, per strada la gente ci sorride e ci guarda perché pensa che tu sei il mio gigante, ma io sono il tuo piccolo re. Qui Radio Sottila, Eleonora E Valentina vi ringraziano per l'ascolto. e vi augurano buonanotte. E vi augurano buonanotte. E vi augurano buonanotte. Finisca dai e cambia canale. Cantare. Meteo Radio Valdastani. Previsioni del tempo per domani. Cielo sereno in tutta la regione e sole intenso. Scusate, tempo variabile, con possibili annuvolamenti,
precipitazioni, neve o grandine. Non sono esclusi uragani. Ma c'è che cambia, sì. Questo è tutto da Radio Meteo. Ed ora un po' di musica per la vostra intimità. Aspetta che studi sta radio che sei stufo! Che fai tu mo? Torna a dormire. No, sta a pisare sulla porta. Torna a dormire. Dormis.
prova io di no. Tu chi arranco sea e i canai sanno da partire. Seconda. Nina. Seconda, svegli. Nina, aiutami che fradi sanno da partire. Che io pari a dormire, sarà chiocco, ma soli. Primo. Nini, alle ore da partire, su. Cipriano. Canais. E sai che vai su, ma alle ore da G, dai che avventarsi. Nina. Sei osmeato o no? Sì. Già te lavavi il muso, subito. Nina, aiutami a preparare la tavola. Ziri, ti finisci la per plaisir. Non stai lavavi il muso come agli altri, e vedete del muso. Nina segni trovato sulla strada. Neanche io ti faccio signoretta, va? Metti giù che pipina un attimo, no? No, è mia, la tengo con me. Oh, non stai a casa di mattina ad un'ora a chiappare per chiavetti, eh? Aspetta che controlli la valise, perché se l'ha fatta chiappare, volare spropioni, c'è che la metto bene. Che di Cipriano pareva, ma per primo c'è borsa c'è capesa oh che nice, mi pensai dove che vedi Cipriano, dove lato da giù? A Parigi. E tu primo? A New York. Mi raccomandi la lettera Palagna, non stai di smintiala. Oh, prova io di per primo c'è cagnocca. Ah, gli basta un mese, sta qui. Dico che dice piano, le dut. Prova io dice cagnocutta. Beh, ma ho sempre peso ci sono, e non ma primo palchiato. E ho fatto. Alle tazze canali, su. Vinchiamo da salutare papà. Nina. Il mio va. Calma. Messo. Disperazione, tale che non c'è disperazione. Nina, tu intanto sparecchia la tavola, va? Zina salutacchio pari, va? Udì si arriva a svearsi, per c'è mica ditta, Ben Cipriano, ben. A lei Cipriano, il picciolo che l'ha da salutati, l'ha da partire. Bussilo per cena che si innuia. Prova tu primo che
ci sono preferiti. Oh, le proprie disfatte, signora. Venga, salutato solo, venga. Ciao seconda. Ciao primo. Nina, torna a dormire tu. E te lo guardi io perché pesa massa. Ti avete tenuto il posto qui? Da che lei digli? Claudio, non sai dove che lei digli? Claudio! Questa settimana chi aveva un brutto periodo. Vedeva di venti? Signosi noi! C'è male in giochi noi! C'è che le scritti?
Ciao. Buongiorno. Giuda bene ieri sera? Beh, era prendi gente? Hai capito? Siamo scivolati. Siamo scivolati. Per colpa della Nadia, venuta che c'era, cambi tu partiera. Io tu che c'è chi è, tasi noi. Tanto credi tu, il prossimo anno, non sai mica se veduta che gente era adesso, eh? Ieri sera era appena alla sala, eh? Ieri sera era appena nella sala. Ti vedi subito. Io il prossimo anno non faccio più niente. Passa per di là che hai mezzo di noi. Salve. Non eri sulla triporto, la meteo? Allora poi io di musica là. Giù da bella serata ieri sera, fantastico. Sì. L'avevo letto i giornali? No, c'è che dici? Il menzognero! Guarda qui! Io ho fatto un successo con la Santa Messa! Famioli? Guarda qui! Ciao! Guarda qui, Calè, guarda! Fanna, più di 500 spettatori incantati dalla rappresentazione in Sala Eldorado, un altro di qualunque Fanna, del gruppo teatrale spontaneo che apre i tradizionali festeggiamenti di San Martino. La Santa Messa e la serata diventa festa. Però Chi ti sono scritto? poi c'è via dentro la foto, 6 minuti, sei già che avevi. Il regista Mongià Claudio si confida. È stato tutto merito mio. I suoi collaboratori replicano. È più furbo che Mona. Oh, ad ogni modo, io non ho tagliato i piedi. Ma Rabi! Un taglio storico plantati il 32 in onore di Arnaldo Mussolini. E c'è voto, eri in banda dalla strada. Io sai con quale stato. Cui? Non sai se si può dire. Per me è stato o il sindaco? Ehi, Sì. o cui? O Mimmo. Ma scherzi tu? Hanno mai tagliato un legno in vita so che gli non posso niente si sta solo. Giudizio? Adesso ti dico che hai tagliato, l'hai scritto sul giornale? C'è che ho scritta? Vai, qui, adesso non lei. C'è che tu letto che l'ho scivolati? Ma sì, roba vecchia. Vola dal pino e resta incolume. È accaduto in Fanna in via Montelieto il giorno dopo della rappresentazione teatrale Un altri di qualunque a Fanna. Durante il taglio dei pini effettuato dalla ditta Boschi dei gemelli BE e BM, le cui generalità non vengono fornite per motivi di privacy, in quanto sono in corso indagini della magistratura. Trattasi di lavori assegnati dal comune di Fanna con trattativa privata alla ditta Boschi, ditta già conosciuta agli inquirenti, in quanto i propri operatori bevono bianco e lavorano in nero. Il fatto che ha del miracoloso è accaduto verso le 12 poco prima dell'aperitivo. Per motivi ancora da accertare, durante la fase del taglio delle ramaglie del terzo pino da un'altezza di circa 12 metri, il signor BM scivolava da un ramo d'appoggio e precipitava nel vuoto destinato a schiantarsi sulla sede stradale. Per fortuna, per la strada transitavano le solite curiose. Le signore Vizzaro Maria Grazia e Girolamo Domenica.
le quali hanno attutito la caduta del boscaiolo evitando la disgrazia. Il signor BM, nonostante i suoi 110 kg, si è risollevato pressoché incolume, tanto che, dopo una benedizione dei frati locali, è tornato felicemente a concludere il taglio del pino. Le due donne sono morte sul colpo. Comunque adesso gli abbiamo un problema per il prossimo anno e chi gli fa una roba che non sei politica, una roba che sei bene, a tu io dovuti, abbiamo parlato al PIN e tagliato i PIN del paese, ma con il nostro. Te l'avevi salvato, si discorso. Però, Ma c'è calà che lì? No, non stai tirando in balle. Io il prossimo anno non faccio più niente. tu mangia bagigli. Per non fare un argomento politico, e potresti ad esempio parlare della Madonna di strada. Lascia sta la Madonna di strada! Ho placer se no voto magari che tiri la Iglesia, lascia sta, là. Un problema che non sarebbe politico può essere della cementeria. Ah beh che sì. Ah beh che sì. Però Ma non è politico, voto che tiri tutte le chiese di Fana! non sai, però riguardo alla cementeria, alle altre scritte, e anche è già un argomento affrontato da altri, non lo faseremo in tutte altro. Guardami, proteste per la salvaguardia del Monte San Lorenzo. Sta che delicata la roba qui, Io e lei, ha scritto sul giornale, Nelle case di noi. tu mangi a bagigli. Infuriano le proteste del Comitato per la salvaguardia del Monte San Lorenzo, deturpato dalle erosioni provocato dalle piogge torrenziali dei giorni scorsi e dal dissesto microecologico causato dalla raccolta incontrollata e devastante di funghi spontanei effettuata da cinici bracconieri privi di permesso. I comuni di Fanna, Frisanco e Maniago hanno nel frattempo già provveduto a firmare con la cementeria una convenzione, nella quale la stessa cementeria si assume l'impegno di intervenire quanto prima sul monte al fine di rimuoverlo integralmente, eliminando conseguentemente l'indecoroso impatto ambientale provocato dallo stesso. Nel frattempo la cementeria ha inviato sul luogo dei tiratori scelti muniti di armi leggere da precisione, con l'ordine di sparare a vista. 2 bracconieri sono stati già battuti e il grosso quantitativo di funghi raccolto è stato consegnato alle cucine della locale casa di riposo. Una decina di ospiti della casa di riposo, dopo aver mangiato detti funghi, per cause ancora da accertare, sono morti. Ma qui non se n'è quasi nessuno, dai. La convenzione prevede inoltre che la cementeria eseguirà i lavori di escavazione ed eliminazione del San Lorenzo senza debitare alcuna spesa alle famiglie dei comuni interessati. A conclusione dell'opera, il nome del santo verrà trasferito in un'altra montagna. Nella circostanza, l'ingegner Balle Ernesto ha illustrato gli effetti benefici dell'intervento, soffermandosi sul miglioramento delle condizioni macroclimatiche che si verificheranno con l'eliminazione del monte, ovvero più luce solare, drenaggio armonico e fluido delle acque meteoriche, aumento dell'areabilità, ventilazione e conseguentemente maggiori aperture vedute spaziformi e culturali ad ampio spettro. Gli effetti benefici dell'intervento non faranno escludere in un prossimo futuro l'individuazione di ulteriori ambiti di recupero, mirati all'eliminazione delle montagne fatiscenti e superflue, ubicate nelle circostanze, prime fra tutte il Monte Raut e la località di Valavaglia.
Al termine della sottoscrizione della convenzione, il nutrito rinfresco e il rinomato champagne Chapelle-Tétude è stato offerto dalla popolazione. E adesso, e che pensate fa per il prossimo anno? È un problema, no? Io il prossimo anno non faccio più niente! Tu mangi a baglie. Oh, ma mi veniva in mente una roba, no? La roba che mi fai ridere, io di vivo doi, hai chiesto, no? Voi gente in scena, in mettete teatro, dove siamo scusi su plenire la sala. Aspetta un momento, scemo tu sarà tu. Beh, per piacere, No, ascolta. Dai. Ascolta, no. Dai. No, Claudio, mi viene in mente una roba. Tu hai fatto il consigliere comunale. Adesso tu vai in consiglio comunale non è mai nessuno. Quando tu eri tu allora plento si Ma tu parli tu che tu hai fatto il vigile per 30 anni in Safana! E l'unica multa che tu hai fatto l'ha fatta a Gioppari! Posso dire una roba? Io la dico. Ti l'hai pagata io che multai! E adesso? C'è Fasino prossimo anno? Io lo sai. Boh! C'è Fasino? Sai, perché io sto fasarin, dai! Non stai con sa su di me! Io il prossimo anno non faccio più niente! La legge al chiodo. Messo! Oh! Qui tre trox! Guardavi! Ma c'è faccis! Proprio roxetti! Vada, ciao! Sì, ma è arrivata l'americana che sa tutto adesso. Stato di Disi? Lui. Ecco, tre facce di funerali. Tu con quei ginocchi là. Ieri sera eri tutto per ponte così che giravi ieri sera. Ieri sera ero di noi che hai. Sì, continua. Comunque, Amy, ok, abbiamo un problema. Il problema c'è? Non sappiamo cosa fare il prossimo anno. Mi può scrivere una ancora Luia? Noi attacchiamo. 50 anni e porrette, mi può scrivere. Dacci un'idea tu, dai! Tu che sai, di tu, Un no? titolo! Ma Dio, sono tanti anche. Oh, non stai con ta su di me! Sto qui, come ieri sera che gli dite a Ginocletti, sì, ma non tanti volte, continua sempre a dire che, sempre che. Sì, Claudio, avrei un paio di idee, ma una veramente... Aspetta, dimmela a me prima. Sì, perché loro non capiscono niente. Dai, non ti fa il mono! Ma tu, tutta una roba. Passano le notti, i giorni, i mesi e gli anni. 30 anni dopo, in casa Titin è ancora notte.
30 anni. Agno primo là sotto. Primo. E il mio primo. Tu so su e. Primo. Primo. Date qua. Primo. Il mio primo. E Cipriano. E chi scrivi chi? Io sono vecchio. Chi scrivi anche? Cavegni. A chiesa cattolica, a chiesa chiatami. Il mio canais, il mio primo. Primo, amato mio. Na io lui. Caro primo figlio mio, è passato tanto tempo dalla tua partenza. Mi ricordo la notte che sei partito. Quanto abbiamo soffrito. Non abbiamo chiuso occhio per tutta la notte. Qui stiamo tutti bene. Irene, tua santola, alcuni giorni fa è colata e si è rotta il femore e il comedone, grazie. Giovanna, la figlia della Ghina di Muricchiu, quella che veniva a scuola con te, è morta. Anche il mio canarino è morto. E la mamma non ne vuole più. Qui il tempo è bello e lì oggi ha tempiestato e dicono che verrà un freddo crudo. Non sono più le stagioni di una volta. La mamma fa sempre quella polenta che a te piace tanto. L'altro giorno si è scottata la lingua bevendo il latte e adesso per un po' non parlerà più. Poteva andare meglio. Nella tua camera ci sono ancora i tuoi libri di scuola e la tua saccoccia. Abbiamo ricevuto la bella foto che ci hai mandato e l'abbiamo inclaudata in camera. Abbiamo fatto un nuovo cagadou nell'orto.
Quando vieni lo vedrai e lo proverai. La settimana scorsa Bianchina ha partorito. Sono nati 7 maialini, uno più bello dell'altro. Il più bello, siccome ti assomiglia un po', l'abbiamo chiamato Primo come te. Anche tua cugina Rosanna ha avuto una bambina. È nata domenica 25 aprile. L'hanno chiamata Domenica e domenica prossima la battiamo. Devi vedere che bella che è. Già cammina. Abbiamo avuto tue notizie da Tunin Illelo, che è venuto dall'America il mese scorso. Suo fratello Gilberto, anche lui si è sposato, ha maridat Teresa dai Notius, la sorda la Elide dai Becchiars, che sarebbe la cugina dello zio Camillo della Ninuta dei Cocodex, la santola dalla Emma dai Nunis che ha maridat il figlio del Barbacarlo. Avvegnerà le batterie che inquinano invece da con la dinamo. Io sto diventando vecchio e mi sa che fra poco farò la fine del mio canarino. C'è da fare la divisione della roba con i tuoi fratelli. Non voglio andarmene col pensiero che baruffiate per dividervi. Sai no quanti sacrifici io e la mamma abbiamo fatto per voi e quanto siamo orgogliosi dei nostri canais e soprattutto di te, Primo, figlio mio. Un abbraccio, ti aspettiamo, tuo padre. Così, in busta subito. Primo. Sperando una malata. Primo, New York. Arriva di sicuro. Non mi toglie a scrivere che il sorello è. Fanna, oggi. Caro Cipriano, non sto tanto bene. Vieni a trovarci al più presto, tuo padre. A Cipriano, Parigi. A lo conosco in due. Buon. Io cadai, mio primo. Sperava che vegli presto. Io cadai.
Martina! Ce le succedi? Non tocca la chiattata gli altri! Questo chi non hai dormito noi in tutta la notte? Lei già sta no! Ma c'è che la fa sta notte? Sì, Alvarà bevuto, l'ha rancossato tutta la notte. Da no! Mi sono pistracca di ieri sera. Sì, perché beh, ti vai io di... Allora un tocca piate che ha già la stuia io, E vai a cambiarmi allora intanto. Seconda! Sì? Ce l'hai si pari? Alcimi, per piacere. Un momento di pazienza. Tu la lasci da ci pari? Dove è la femmina? Un momento, hai giù da cambiarsi, un momento. Dici che si muovi? Un momentino. E finisce un momento una roba, poi la clami, va di bene. Messo ripignati, li mette a posca, le ben robe da fare. Hai già messo su, hai già la cabaldi, poppa, la polenta. Muovi il culo! Va bene? Sempre mi tocca, sempre mi fai lavorare dalla mattina alla sera. Va bene, ora bene. Vedi che ha l'arduto, manca un po' di lens. Mari! Terese, Nina, l'hai cominciato? Al voglia e va, sì. Ah, c'è bravo, tu mi hai portato un po' di lens. Più porti via io. Oh, non sta a cominciare, Cuieti. Portavi da io prima! Nina, vedi. Portavi da io prima! Portavi da io prima! Io prima, portavi! Fatemi fuori, Allora va finito per primo, sono stufa io, sono stufa. Nina, tu hai da portare pazienza, lei è vecchio, Ma le tre dai che porti pazienza con che l'uomo. E continua così, Va bene. a lei ti pari, fasigli là. Ma ce l'aveva fatto? Che dica la buligata tutta la notte, no? Non mi lascia mai dormire, che femmina! Non mi voglio di spacchiare! Nina, Ti vecchia cavetta! non sta ascoltando, fino a dormire noi tutta la notte. C'è disperazione. Mari! No, alla pisata già stanotte. No! Cosa tu che puoi pisciare? No! Guarda! Ma no, torna la battuta! C'è puccia! Fino andate le soli? Sì. Per fortuna che le bielti, che si suia la roba! Si mette lì il pannusto. Ci che fa? Oh, cuietiti per plaser. Guardilo. Muovendi! Un momento! Ah, chiamò! Tu potevi fare di manco da pissare. Ogni mattina ti ha cambiato tutti gli e. Sì, noi neanche più ne so, io mi sto chiedendo prima che crede la dotta di tua figlia. No! Nina. E da me già troppo a 3-4, no! Sta. Lassa. Che fai io l'indirizzo? Senta là. Ah, non lo sai, parla da Bessù. Santo cielo. Ecco, sono tu contenta, è pronta adesso? Molto torna sotto? Sì, che sono stracchi, lavorato tutta la Un momento! Oh, l'ha lavorato tutta la notte, prova a sentire. Si deve vivere, femmini, siete proprio bravi. Se ne avessi in te, mi interessi i miei. Ecco, sistema, aspetta. Preparati. Mettiti giù. Va di bene così? Sì. Però adesso ho da dormire per piacere. Sì. E mi raccomando, non tornare a pisare, Boh.
Io vai a lavare i lenzuoli. Seconda! Ce l'hai, si chiamò. Do lettere spal primo qui. Guarda E da per portare. Cipriano? E c'è io da fare da lì lei? Ah sì, che devo dire perché stornè lui. Alle do lettere. A voi da portare in posta. Buon dopo e vai, tanto gli è da fare, ok, va a lavoro, che le da fare. Andiamo a scolare a chiesa, non è tasso tutto. Ah, guarda qui. Guarda. Ce l'hai fatta sta notte? Fai da fadia dove ho messo sto lietto. Alle di lattice. Sì, picca bruttura. Ok, stretta la strada, tocca solo a chiasi gos. Cucali. Seconda! Ce l'hai! Alle qualche dunque, il parla soldi fuori dalla porta. Buon che parli! Perché mi tu di letteri. Io mi tu di qua. Io ho già perduto via. Pustin! Quell'esi? Alle il Pustin, che è il soranello di Sottila. Posta per la famiglia di Tim. Ciao! Seconda! Siete arrivati! Vai su! Ah! Vieni la mia canaia! Ciao! Vieni, speri che ti nella bussata! Ciao, ma va? Andate male, tu! Beh non! Ben giriti che ti odi! Disimi. Mamma mia! Tu sei una fagottata di roba, tu sei! Ci abbiamo portato! E ti ho portato lettere rispetto al vecchio, chi casò? Ah, va bene, grazie! Di nuia! Famiglia Pitin, buon, li metto qui dopo là. Ascolta, vuoi bere un botto di vino? Chi che vuole a te? Dai, venga, sentiti! C'è qualcosa, dagli l'occhio lì. Ma Aspetta che poi chi va un po' di roba. Guardi, mi raccomandi, fai plank, c'è che lei appena mi tu aiuta dietro. E beh, mi senti un momento? Senti. Oddio, ci Ah, fa vedi da fuori la posta? appena attaccata adesso. Aspetta che tanti c'è un... Certo. È buono, no? È ben per conciare dei radicali. Un'altra volta l'ha bevuto tutto che è buono. E all'assa sempre che ti affidi. Dei contimi, ci candè di te. E lui è solo qui. Ascolta che ti dici. Dicimi. Io ogni mattina ti passi Ci e succede. chi ti opera la finestra. Sì? Ah, mi chiappa il delirio! Addirittura! Vieni fuori dentro! Ce la fa! Comunque si può studiarlo subito. Dicimi. Mi ricordo. Oh, qua fortuna che da gli placeva, A sala tutto fuori da lì. Qua fortuna che da... Dicimi. Ven, qua si vidino. Stasera. Ma dov'è? È nata la Glesia. Ma sono sicura? Sì. Ah, però, gli da dirti una roba. Io hai da arrivare tu mi dico. Dai una martellata dal chiaro. Ciao! Oh, Nini! Manda via che sono lì che torni io da so! E ti bevi dita da docigata sin tu. Bene. Alle 10 tu vai. Schiaffi. Si vedi Ah, stasera. mandilo via, ma là! Si vedi. Sì. Va bene, Mi raccomando. Aspetta che ti Aspettami, ti arrivi. Aspetta che ti apri sulla per roba. Brava Ti là, ha preso saltare! Porta a posta che è la tua vita! Ti saluti, Dammi bene. Ah, scusa Ambrogio, aspetta. Dimmi. Io me resto letta. Ma stai attento, no? Ogni volta tutti i Ma sai capelli. io, è l'emozione, io di te. Ascolta una roba, mi posso tu portare questi letteri? Va A bene, lei va spedini, bene, senza d'accordo. che vieni in posta. D'accordo, Grazie, di lui alla mia cosa. E sa si dormidissimi, aspettimi, Va bene, Sarò va bene. puntuale. Ciao! Mandi. E signor... E signor Luigi Titin, si ricordi bene che sua figlia prima o dopo lo sposo? Tu te la fai già mo chilometro con la bicicletta lì! La sai dei cinturini alla missione! Pari! Cerca Ma me! l'ha portato letteri qui. Per la famiglia di Gigi Titi.
li posti alla fusione, ha già risponduto. Una arriva da Parigi. Sì, immaginavi io carichi fiori. E una da New York. Dammi che leggo primo. Lei. Leggo primo. La faccia bene. Primo Titì. E Cipriano. Mi raccomandi, sta qui, però attacchi tu lei, Ne stai agitati. Aspetta. Lei che sta qui, sì, prima è lei che è dal Sorenel. Io dico che scrivo la partita tornerà a Sorenel. Parigi, oggi. Cara mamma e caro papà, ho ricevuto la vostra deliziosa lettera e il mio cuore ha palpitato. Poche parole ma ben dette, per cui è mia volontà di venire ad abbracciarvi quanto prima e quanto presto. Quando arriva sto qui? Papà, continua lei che lo dice. Allora, si chiama il treno da Linò, si pensi di arrivare non più tardi dalle botte di stasera a Pordenone. E ti domandi un plaisir, papà, posso venire a treni in tale stazione? Ma chiarisci già che? E tu sei alla stazione. Va bene, papà, mi grandi besò. Grazie di tutto. Ivi way, sound bene. E che io? Ah, a proposito, papà, gli hai da confidare una roba? Ma non hai scoperto di dirti la porlettera? Ti conterai quanti rivi? Vossioni che è arrivata a chiattare la femmina calumarina. No, papà, ti farai una sorpresa. Vostro Cipriano. Il primo, alla tutta un'altra scrittura. Tu l'hai subito, che l'è piccolto. New York, Cara mamma e caro papà, I love you. C'è dici tu prima? Scusami, hai l'abitudine di parlare per americano e mi vuoi adulto também. Ah, primo! Non tu sei primo per lui. Ho ricevuto la vostra lettera e anche l'alma femmina si è commovuta per i vostri parole e mi ha domandato quanto resta. Non sto preoccupati, primo. Roba del parduccio, sono tutto per te, primo. Tu mi hai capito male, papà. Voleva sapere quanto tempo ti resta a te. In pochi nodi, potete fare i nostri progetti. Insomma, primo, io i duri finché duri. Tu vedi che sistemando? Va bene, papà. Fai mo da fare tutto in quel periodo che saremo lì. Così non mi togli a tornare un'altra volta. Al massimo 2 volte, primo, e farai il possibile per morire una volta sola. Thank you, grazie papà. A proposito, papà e mamma, gli hai da confidare una roba, ma non ve la dici per lettera, perché sarà una sorpresa. Te tu con le sorprese.
Perché quelli che l'altro che l'ha sorpresi. Che il mola di Chiofradi! C'è voto, papà. È sempre stato un sorgliato lì. In ogni modo, ci dovresti arrivare a Pordenone, che stasera non pitarsi dalle voto. Poi tu venire a tuoi me e la mia famiglia. Nessun problema, primo! Se arrivi un'ora prima, lui! No, io Flora, da rioditi, papà. Vostro primo, e adesso a ti scrive la mia femmina. Primo. Dear Mama and Papa, I'm looking forward to meeting both of you along with Seconda. Primo and I have a wonderful surprise that I think you'll enjoy seeing. See you soon with all my love and kisses. Your daughter-in-law, Annie. C'è bien il Parauli! Chissà c'è che primo! Mi sta preoccupati, primo! Ha detto gli stessi nomi che detto prima, nomi che l'ha detto in panamericano. Io non parli che venga qui. Primo e mi viene una lettera. Pari, letti le lettere? Sì. Arrivini? Madonna, sono Arrivini? viene. Pari, arrivini, bisogna che preparare veloce tu. Preparai, che arrivi che canasce, arrivi un po' di volte, arriva primo. Tu dormisca, ti fai bene, dormisca, ti fai bene. Maria, quando ci fai la polenta? Adesso vai io. Vado tu? Sì, no, vai io. No, io da buona. Ma è pericoloso! Pari! Lui Ma si può fare che robi? lo sai. A che tacchi? Lo sai, ma io primo, è primo. Non stava primo. Allora molto asciutta la Andrea, da noi. Prima o poi la colla si spacca il femore, eh? Oh, coiettiti per placer, coiettiti. Arrivi subito, arrivi subito. Posso già togliere lei? Sì, ma poi lei. Preparai l'aria, metti su la polenta. Dormis per placer, dormis. Sì. Hai già pronta, la sto mettendo? Mina a tassa, manco il tu per placer. Ma le scepi cucca il primo. C'è disperazione di chiesa. E io l'hai clamata seconda. Oh! Anzi, cacca, lei arriva! Allora io primo! Ma lei ha di suo! Allora io primo!
Alle così che si risceva un piccolo che arriva dalla Francia? Seconda! Sì, ce l'hai, si pari. Ma io dico che è casuale la porta. Vai subito. Cipriano, sono arrivato! Siamo stati! Io bene, e tu? Beh, sono maridata! No, non sono maridata. E sulla TV! Allora che pare che io fai corri tutti. Tu rovina la vita perché lì? Tutto rovinato. Ma ascolta, ma tu so per lui a cambiare. E beh, non me no! No, tu so compagni quando tu so partiti. Oui! Ma non so bene che passare a strada. Oui! Ma vedi che tu sarà strano. Ah, c'è contento che abbiamo ma che papà che l'ha messo i quadri! A dove tu ci vieni? C'è bien che tu! Ah, c'è! Sono i Guarda chi time! me fuori. 30 anni sono passati! C'è bien! Ma non è che da noi o chi, eh? No, Stessi musici! tu compagni. Oui! Ascolta, cogli di qualche cosa, dici di qualche cosa, no? E primo? Prima dove resi il balcone. Allora mandato una lettera al padre. Pensi a me, papà? Mi ha mandato una lettera. Mi è arrivata una lettera che mi ha detto vieni subito a casa, che devi fare qualche roba, ma ne capisci bene che cosa voleva fare. Falla da fare la divisione. Perché che è malato il pupale, sta malato. Il papà, è malato il papà! Ah! A me non mi interessa nulla! A me non mi interessa nulla né della chiesa né di nulla! Io vuoi dormire che il papà e la mamma sempre puliti! Ah, William e noi! E dopo nessuno la Francia non vacillando perché avevo più via! E ascolta, a te non ti interesserà nulla, a me sì è. Alle 30 anni io di lui servizio. E la mamma? Dove sta la mamma? E la mamma, è che io posso ferire, è diventata vecchia e a soffrire di mal di cuore. Mi raccomandi, non sta fai avere emozioni, Clamami la mamma! Adesso vai a clamare. Mi vai a clamare, C'è bien Ascolta, mi trovo da guardare dalla polenta che ti la clami? Ma sì, fai così tu? Oh oui, una polenta con i pacchieri piscinini! C'è buona la polenta! Adesso arriva la mamma! Guarda, c'è bien la... Mari! Oui! Ma tu l'hai Mari! Oui! Guarda che è arrivato, Cipriano! Oui! Adesso arrivo subito e felicissima da aver sentito che ti sono arrivato. Sì, la mamma! Sì! La mia mamma! La mia mamma pensa alla playa! Ma che tu fai? C'è stato tanti anni? Cipriano! Ciao mamma! Ciao mamma! Vieni! Che ci fa? Vieni! Oh madonna! Sta male mamma! Ciao tu mamma! Ma tu sei sempre cambiata, gnonini! Appena appena! Appena appena! Sì, che fai portati? La mia mamma! No, la snappa! Siamo stati la mia mamma! Ma ce l'ha fatto in Francia? E ti conterai, ma comunque ti pensi sempre sotto la Francia! Del papà! E ti pensi sempre del papà! Perché tu vedi come il papà! Beh, quello che sono! Dici? Aiutami, Nina! Il est portato dei regali della Francia! Ah, sei portato Tu sei bellissima! Figlio, frate, piccolo, sapevi io? Ma lei sì, figlio, frate, piccolo. Guarda mamma! Guarda tessuto, guarda! E per te mamma, Bellissima! guarda che colori che sono! Guarda! Sci se stoppa, sci! Bellissima! Non ti piace, Mari? Stupenda! E Perché te la via a me, che la donna se la ti piace? No! Ah, boh. per te sono! Ti ha portato un po' di calci! Oh, c'è vieni! Sti che sono 10 decimi! Ma non li hai mai veduti, Fammi io! Ma si metti sotto gli diavoli per io di te! C'è vieni! Guarda che bene che sono! Guarda!
di no altri. Ma non usi il picchi, qui. Tu devi usare così che senti se c'è via. Io li uso con le te, ma sai che papà li devori. Ah, sei contenti. Io, mamma, io ci cambio a portare. Beh, mi sta bene. C'è biela. Tu sei Grazie. Ah, la mia mamma. E vedi che mi dico dalla Francia ogni mese? C'è bene? Ha visto arrivare? C'è bene. E me no, a mio scopo di papà che ricevi il best ogni mese. Che le contenti che mandi, con il lavoro che fai io, e che mandi ogni mese in Francia, con chi, Non stai mi dimmi che non arriva come noi, Gli domani adesso. Io non hai mai veduto lui. Domanda al papà che lui sa. I bes di Cipriano, Dulassone. I dollari? No, Cipriano, no primo. I francs? Sì, che i Dulassone. Aiami tu svia per primo anche a che? Tu per primo! Nina. Ah, non è possibile. Alla sempre avuto un devo per primo. Aiamo di svia per primo! E me no, Portami dal papà! Ven con me. Ven. Va là. Ma il papà è sempre il papà! Il papà è sempre Come il via papà! tutti sti robi. Sì? Vara Cipriano. Papà, sono io, tuo figlio! Sta quiete? Sta quiete. Sei Cipriano! Papà! A letto qui. Sono io! Femmina! Ti l'hai sempre detta che aveva disturbato! Il papà non mi conosce, papà! Il papà non mi conosce! Non capisci, ma che si dice parola in italiano? Non capisci più un cazzo! Il papà! Seconda! Non mi conosci, papà! È stato mal per papà. Alla sclerotica, la conosci su. Domani, ti Pensa mai per te! alla 9 primo Tatiana. Io e te ti raccontiamo lui. Primo e primo. Seconda! Ma mi sciopero da pissare! Non avrai mica accompagnato io? Usce bien, Calais. Alle non farei. Usce bien, Calais. Non da lì, Perché? Non c'è da lì. Perché lei fa il primo. Alla arriva primo e alla da screare lui. Alle tu per primo che in italiano? Primo. Va là dalla mamma che ti E compagna. non è possibile l'acqua da Vienna! Ah, non è possibile! Papà! Perché che non può dire pisciare in tal bagno? Che mi ha detto, mi sono calentato in più, fin primo, e io? Non vorrei mica il coglione lui! Tu pensa anch'io, non che il di primo! Ah, mamma! Ti compagni te van per di là, vedi. Portami via, mamma! Come è arrivato? Io lì su. Anzi, che è arrivato.
ven che ti presento la mia famiglia, il mio canale. Ciao, ven con la nonna, ven. Mamma, e chissà chi è la Amy? Mamma, io ti sto in America e ho vinto un gran yacht che è interessante. Nina, sentiti. Mamma! Oh, aspetta che chiami seconda. La mamma è so! Seconda. Oh. Dici che è arrivato Fradi. Ven. Seconda, ciao! Seconda! Ciao! Ciao, ti rivà! Sono tu marinara! Ma io come domani tu ti opari e mandato via tutti? Ciao! Aspetta che ti presenti la mia femmina! Oh, Questa che è la Amy! Ciao! My sister-in-law. Your sister. Questa chi è messo? Seconda. You understand? Yes. Thank you. Ciao, tocca a lei. Alle nonnini, io darei nonnini. C'è gli annini. Ah, mi piaceva già a me un nini così. Dai. Vedi? Foto di Tulagna. Ok. Oh, beh. La sedia. Primo, sit next to me. Ma tu pulito. Resi arriva Cipriano! Sì, alle arrivati, vai chiamattelo. Cipriano! Oh, alle che Fradi! Ma lei si arriva! Fradi! Ciao Fradi! Cipriano! Primo! Cipriano! Primo sotto tu! Cipriano sotto tu! Primo sotto tu! Io sono Tamari! Cipriano! Primo! Tu mi pare un po' cambiato, Cipriano! Perché? Adesso lo capisci tu? Vecchia me! Ma primo! Ascolta, qui sono arrivato con la mia famiglia, tu sei tuo marinato? Lei è stata in Francia! All'inizio papà! Ti presento la mia famiglia, venga! Sì. Chissà chi è la Amy? Scemi la femmina che tu hai! Scemi la femmina! Comment que si chiama? Amy! Bonjour! Mademoiselle! Scemi la femmina! Tu hai una bella femmina? A tu giapponese? Sì, è già piccolo! Un cucini garçon! Oh, venga! Oh, scemi il canagliotto lei! Oh! Io te l'ho già grande! Beh, sentasi, dai! Sentasi un momentino! Dai, tu hai che l'è passato! Alle 30 anni quasi! Oui! No! Ascolta, mamma! Celeste! Dimmi, devi sta salato un momento, dimmi. Non sta male. Primo! Mi capisci? Je me dai ce que tu as vu?
Assuni tu sei una chiara. Che fai tu? Che qual è che roba qui? Guarda, io so che lavori a New York. E sono il capo dei pompesi di New York. Tu sei il capo dei pompesi? Adesso io sono il numero 1 dei pompesi di New York. Io sono il numero 1. Ma siamo mai mica il numero 50 e tu sei il numero 1? Perché io ieri mi chiamavo Gamel, adesso sono elevato. Hai capito? Anche io comunque. Da tutta la Francia. Sei il numero 1. Noi altri in America, i fasini, noi altri pompei, in un lavoro very pericoloso. Very pericoloso. Ma c'è se credi tu io no? Ma è pericoloso il genio lavoro, se credi tu? Si sa che parla perché arriva dalla Francia lui, Ja, voor weet ik het niet, en dan zie ik soms die zoeken eten. Oui. Sì, ma noi altri in America arrivano very much precautions. Tutte le precauzioni per il lavoro. Anche io se credi tu? Specialmente con la gente che non ti conosce, tu devi usare le precauzioni. E poi, è facile parlare per te. Io hai 100 uomini so di me. Io comando 100 uomini e sono 2 so di me. E tu? Anche io lavoro con gli uomini. Che vuol dire che roba qui? Cioè non lo sai, ne capite? Anche io lavoro con gli uomini, eh? Però noi adesso in America abbiamo tanti che lavoro, ma tanti che lavoro, che si fa un culo così noi adesso. Anche noi altri della Francia si faceva un culo così. Che credi tu? Ma ascolta, frate, che lavoro fai tu in Francia? Io lavoro in banca, c'è tu capito? Allora non lavoro come un altro, Oh, bel lavoro, rindi. Oui? Sotto strappo? E voleva... Papà, primo, e papà? Il pupà, dove è mamma? Alle taglieno. Gente che tanto, gente. Ah. Pupà! Primo! Pupà! Primo! Pupà! Dio, primo! Sono arrivato, primo! E sono che papà! Dio, primo! Non lo so, primo! Papà! E sono amore di te!
Aspetta, che venga e ti porti la mia famiglia, sta sentando, non sta emozionato. No. Eli, no. Nicola, ven qua. Papà, io! C'è via la gioca. C'è via la femmina. Chi sta qui? C'è via la giovine. E chi tu? Chi tu chi? Alle mio canai. C'è via il Nicale. C'è come si chiama? Si chiama Nike. C'è via il Roma, c'è Monidisi. Nike, come le scarpe, Nicola. Te gioca. Alla 3 anni. Pensa papà. Sei stato 3 anni in missione in New Mexico. Quando sei tornato, avevo 1 anno. Il mio primo. Sei sempre stato un buon canai tu, ma in matematica? Guarda che canai così piensa lui. Infatti insomma a Pietro Show. Seconda! Io dice che canai che è un chi. E l'hai veduta, Fai un battea un po'. Quando io degli giallini, perché non a New York, non le vi, gli udini, non li picchiavi. Ho dettate gli alini. Vieni. Ma vieni con me, c'è la mamma? Sì, almeno. Gigi, guarda. No, aspetta calda, si c'è la mamma. Io la leggo il loro. Porti la gabinetta dalle femmine. Cipriano, vedo già tu con noi. Ok. Io primo, guarda che mi tutti gli acquari, guarda ci corrisce, mi fido guarda che buona, se tu vuoi lo chiami. Mettiti io, papà, ti sono stratto.
arrivata dal gabinetto, sotto tu primo! Sono io primo! Tu non fai screata! E l'hai fatta nuova per te! Oh, le Ma c'è birra... tu bevuto che tu hai così premura! Le bevuto la Coca-Cola italiana, ma è buona come che americana! Ma tu puoi bevi Coca-Cola che è fatta artificiale! Oh, c'è mia... Ma tu capisci noi quando tu bevi Coca-Cola? Tu chi bevi vino? Che è la radis? Allora tu impari sempre la geografia e tu capisci sulla calè il tigre e le offrande, Nini. Bevi che ti fai bene. Ad ogni modo, sta qui con il cioccolò. Tanti tu vuoi. Non massa, se no si secchi in li fueis. Ti tagliò la porta intanto. Fai tu, fai il mio canale. Sì, papà, temmi la porta, perché che sei vergognine. Temmi la porta che non arrivi nessuno. Tu sei come le femminis. Ne sta a fare un muro, che si sente. Papà! Aiuto! Aiuto! Sei colato! Primo! Desgraziato! Primo! Il primo è colato! Hai colato il gabinetto! Femmina, io mi avevi detto io che da chi gli avevi chiamato di giorni da giocone! Il canale è colato! Aiuto! Seconda! Seconda! Alle colate il primo! Io primo! Alle colate il primo! Clama qualche nome! Il tuo gabinetto! Cipriano! Cipriano! in offrire da gabinetto? Sì! La sta dormendo! Non si puccia! Non si sporca, non chi! Aiuto! Aiuto! Che vedi perché tu? Arriva Titas Bernadou! Allez, oui! Cosa succede? Oh, c'est bien long! Alle con la mia frase dal gabinetto! Come io ho visto posso fare? Oddio, alla playa di Marciowski! Aspetta. Che fai tu? Da lontano, Sandolfa! Che fai tu? Luia! Papà! Vedi, non le lavoro per me, le play di Pantiani! Il papà, mio signore, il papà! Ma è morto, buono qua! È venuto male il papà! Ma lei lavora per me! Pantiani qualche anche! Aiuto! Aiuto! Il papà! Panteanes, non è che sono Panteanes! 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 Oh, sto tu va! Perché sto cacchiando? Fermo, non prendiamo! Oh, ma no, me è uguale con chi? Risolto il problema. Primo! Allora lei lavora per me che io voglio una guarda! E se ho la guarda! Morte! Con la guarda! Guarda qui! Ma tu per me! Lei lavora per te!
Primo! Oh! Sotto! Tirami fuori! Ti mandi una corda prima, dopo sono partioso, tu devi venire su. Dammi la quadra! Mi sono lì! Tira! L'ultimo! Mi sono lì, intorno a quel! Ma sotto ma! Letti bene, torna la cintura, no? Rubame! Chi non la chiami? Aiuto! Tito! Fate una mano! Ascolta! Quando ti dovrà essere la merda, tuo frate! Primo, sotto! Sì! Dai! Mi sono leata la cintura! A lei giù via Fasoli e torna a tega! Primo! Oh! Lei ti pulì per cos'è? Sì, adesso mi lei! Ma torna la vita! Beh! C'era la quarta! Forse c'è che le sai così a me vedo vergognato! Ma si vergogna, non mi da más! C'era la quarta! C'era la È quarta! serata, dai! Aspetta! Nessuno! Aspetta, se mi la lei! Sotto! Sì, dai! Dai! Sì! Dai! Sì! Taccatela! Forza! Taccatela! Sì! Tira! Sì! Tira! Sotto! Dai! Dai! Mi sono arrivato! C'è Puccia! Oh, gira la base, dai, gira la C'è base! Puccia! A me aveva detto che il condotto era nuovo, era già play! Dai, gira la base! C'è Monsino con la polenta, femmina! È subito pronta. Prepara la polenta prima che arrivi il nodaro, adesso arriva chi gli fa la divisione! Tu sì. Sì. Come si evita, notaio? Come si evita? Si muova, notaio! Siamo in ritardo! Si muova, notaio! Dovrebbe essere questa la casa? Casa Titin, questa? Sì. Però, vedi, venga. È permesso? No. Permesso? Avanti, avanti! Mettimi gli scarpi che arriva il nodaro, se non si la Puccia! Buongiorno! Buongiorno! Il nodaro! Guten Abend! Piacere Gigi Titin! Benito! Belito! Benito! Piacere Gigi Jessica, Titin! segretaria, Jessica. Si accomodi! Che dobbiamo fare l'atto! I lei chiatati in Germania hanno messo a me a tanta posto! Ma si gevi da un nodaro in Italia e mangiavi anche alle cusi duri! Clama i canais, femmina! Clama tu i canais!
No. Danke. Sì. Primo. Mi stai un chimana, lasci che finisci da lavare un momento. Seconda. Cipriano, lei non fa il placer. Danke schön. Buongiorno. Buongiorno Jessica, segretaria del notaio. I am first. Primo. Primo. Guten Abend. Benito. Buonasera. Buonasera, Jessica, segretaria. Seconda. Buonasera. Benito. Cipriano, muoviti! Tu sono sempre l'ultimo! Oui? Oh, c'est bien l'homme. Bonsoir. C'est bien l'homme quand même. Chiamati! Oh! Alla studiata. Also, nehmen wir den ersten Satz. Satz 1. Aufnahme von Teil und das ist Gericht Mischung von Merdenfels und Deutschland ist Kartoffel. Alles davon zu tun, aus der Schweiß, Eissorten, Eismaschinen, sehr gut. Glauben Sie, das zusammen ist nicht alles kaputt? Probieren Sie mit einer guten Mischung Zitrone, Banane, sie macht Interesse. Alle schmecken gut vom Mobilen. What? Cosa ha detto? Buonasera. Buonasera. C'est bel homme. Et c'est clair qu'elle parle. Zweiter Satz. Das mit Straße ist soweit auch kommen mit Autobahn. Nur kosten viel und nicht sofort. Klagenfurt ist wird mit Musik in Synchronisation zusammen kochen. Alles und aus in Stift und sehr viel Schinken ist gut. Auch im Zug passt es. Scusa, non ho capito. Siamo qui per la divisione. Ah. Chissà se l'è sposato. La lampada non sotto da Bogombul. Wieder ab. Dritten Satz. Probieren wir Essen in Stronzenburg, sehr Appetit. Und fahren Auto in Straße mit besser. Bekommen ist gut, wenn Pizza mit Pepperoni hat machen Italien Polizei. Keine Jägermeister und großen Burg. Alles aufpassen, Landeisdiele bei uns. Oh, mi ha fatto un'angula! Comunque la mucava! Io sapessi me un po' Bogombul. Allora, Brombul farst du. Vierten Satz. Nein, bei uns auch gut nicht Spaghetti Carbonara im Villach. Bei der Justiz von Schwimmingpool. Alles nicht trinken, mit fast Bier. Damit kommen auf Berge von Milch das beste Qualität und oben ist Starch. Sie haben recht, ist gut wie links. Und jetzt raus.
Posso sapere c'è caffè vero? Possiamo iniziare. The phone is bereit. Swende. E adesso? I beni dell'eredità si suddividono in una casa, 3 terreni, 2 campi, un gabinetto, un gallinaio, 2 letti, un tavolo più 5 sedie, 2 credenze, una stufa, 4 lenzuola, 3 cuscini, un servizio di 18 posate, un servizio di bicchieri e una cassapanca. Io mi tengo a casa! E i terreni! E i capitai! Moment. Langsam. Silenzio. Scusa una roba, perciò la resi tu? Tu la lesi scritta alle ducchio, cadetri, alle 30 io che servizio pari, Mi raccomandi. Io sono il primo, E io sono seconda. Dopo. Chissà, domani che sta mi porta in Germania. Ascolta, io ho bisogno di capitale. Io ho bisogno da mettere a posto la mia famiglia. Io ho bisogno di capitale. Io devo comprare un appartamento a New York. Tu non ti dà nessuno che ti marita. Non ti sono mai maritata. Non hai bisogno di capitale. Tendi io 4 Robis e sistemi meno che è la famiglia. Oh beh, riguardati bene di una roba, Allora, la chiesa in America grande così in Ohio. E le so, io non wake, sono tutti un place di peace. Tutti utenti tu. E dopo me. Momento. Was ist Peace? Momento. E poi, riguardati bene, chi si non mi sono maritata è causa di tuo pari, perché io il postino l'avrei smaritata. Tu capisci? Veramente lo sposavi già io il postino? Però mi contenti dal notaio, sapevo. E allora? Adesso il pudding è attaccato, ma riguardati bene che qualche chiosa a me mi resta. Non sta pronti da portarti via tu perché tu sono arrivata dall'America. Tu capisci? I Moors hanno alzi a New York si commenti, perché chi ne aveva perduto diversi. Non mi interessa, e già me mi commenta una casa. Tu la vedi, fu? Adesso basta! E riguardi di bene che in chiesa Titin, italianar, gli giallini saranno in chiamò imparata chialtà. Notaio, lega la donazione. Copia autentica dell'atto di donazione di Gigi Titin, in data 24 agosto, numero 4217, repertorio numero 218. A favore dei figli: primo Titin. Presente. Cipriano Titin. Seconda Titin. Sono qua. E Rosetta Titin. Regnando Sua Maestà Adolfo Zimpirger, per grazia di Dio e volontà della nazione maggiordomo dell'Italia più unita, a D 24 agosto dell'anno che corre, con tempo umido di stampo autunnale, in Fanna, località Titin, in una stanza al piano terra della casa del signor Gigi Titin, in via Titin al civico numero 1. Avanti a me, notaio dottor Benito di Roverei, residente in Frisanco, frazione Casasola, iscritto presso il Collegio Notarile di Udine, con delega del Collegio Notarile di Stronzenburg, di Monaco, e dalla presenza dei signori primo Titin, Cipriano Titin, seconda Titin,
nonché la signorina Rosetta Titin, che arriverà tra poco. Rosetta, è arrivata. Ciao a tutti. È arrivata Rosetta. Ciao papà. Ciao Rosetta. Come stai? Bene, chi sono i frali? Ciao. Rosetta. Sentiti Rosetta. Grazie. È Grazie arrivata papà. vostra sorella. è arrivata. Scusa, posso? Ma mi piace questa soglia, c'è prepotente, mi roba su quella tigre appena che arriva. Desiderio che le Proseguiamo? Oui. E dalla presenza della mia assistente, signorina Jessica Provolone, anch'essa da me conosciuta in profondità, do lettura di quanto a me dettato e di quanto in atti depositato da parte del signor Gigi Titin in merito alle disposizioni testamentarie dei beni dallo stesso posseduti in vita. Testualmente, ipso iure, così si recita: io, Gigi Titin, in possesso delle mie attuali ed indenni facoltà mentali, lascio unico erede universale di tutti i miei beni, mobili ed immobili, la mia amata figlia Rosetta Titin. Nata già da tempo con un congiungimento estemporaneo con Antonietta Meladà. Ai miei figli, primo Cipriano e seconda, lascio in parti uguali la produzione di uova del mio gallinaio, ubicato al foglio 47, mappale 212 del comune censuario di Fanna, per tutto il tempo che mia figlia Rosetta Titin ne farà concessione. Alla stessa Rosetta è affidata la cura del gallinaio. Quanto qui letto, in presenza di tutti i citati, viene dichiarato conforme Oh, la frittata è fatta! viene dichiarato conforme alla volontà di Gigi Titin e viene sottoscritto in unica pagina da me, notaio Benito di Rovereit, e dalla signorina Jessica Provolone. Le spese del presente atto sono a carico di Cipriano Titin, il quale dallo svolgimento della sua attività gode di maggiori introiti. Né primo, né Cipriano, né seconda Titin hanno fatto opposizione alcuna. Ecco, tutto gratis su che? Anche perché in casa Titin comanda solo Gigi Titin. Letto, chiuso, riletto, fatto e sottoscritto, firmato dottor Benito di Roverei, signorina Jessica Provolone. Ben, sono proprio contenta di conoscervi tutti. E sono proprio contenta di vedere questa bella casa. Beh, qualcosa è da cambiare, direi. Però potete venirmi a trovare quando volete. Quando volete. Magari se mi telefonate un po' prima è meglio, così mi organizzo. E per quanto riguarda le uova al gallinaio... Ah, sono nostri, la sacrale della paglia che! Beh, non so se ve li meritate dopo il dono che vi avevo fatto caduto a terra. Quindi penso che intanto va bene così. Io ringrazio anche il mio papà di tutti i soldi che mi ha mandato e che mi hanno permesso di stare così bene. I dollars e i francs per la bel canaia. Benedetta. E allora io direi, perché non festeggiamo tutti insieme? Certo, è bello essere insieme, una famiglia unita così. Ragazzi,
rimettiamo a posto tutto e apriamo le danze! Date un bicchiere ai musicanti! Momento, sto pagando la polenta! Date un gott ai musicanti! Das sono Staatsvrouws! Date un gott ai musicanti! Oh, Eh sono sì. sempre premura. È pronta, è pronta! Eh sì, pronta la polenta! Pronta! Ah, sì. Allora, che la sedi? Vuoi che la sedi La pronta? polenta è pronta! È un po' mola, ma insomma. Salute! Viva! Salute! Grazie! Cin cin! Grazie, grazie! Papà! Scicale, papà! Papà! Femmina! Papà sta male! Femmina! Cesi! Papà! Che succede? Femmina! Oh papà! Oddio! Femmina! Ma papà sta male! Femmina! Che succede? Femmina! Oddio! Femmina! Mami! Femmina! Oh papà! Femmina! Oh papà! Femmina! Che succede? Femmina! Che succede? Femmina! Oh, papà! Femmina! Oh, sta fa scherzo, sei tu a fa dannato. Venite che vi si di me, Duccio. Venite che vi si di me. Venite che... Venite che... Addio che non mi venga il flat. Addio, mio canais. È stata una serata dura. Eh. Carissimi miei amanti,
Sono contento che siete tutti qui a salutarmi nell'ultimo viaggio. Questa volta non so dove arriverò, ma so che non c'è partenza che non abbia un arrivo. Ricordatevi, figli miei, che la vita è un sogno che dura poco, è un teatro straordinario dove ogni attore costruisce la sua parte e dove solo la volontà, la dedizione e l'amore ne possono dar luce e gioia. Ricordatevi inoltre, ogni volta che sedete a tavola, prima di tagliare la polenta, di contare quanti sono i commensali, in modo che a tutti venga garantita una fetta. Ed ora festeggiate questa partenza con me, ricordando l'aspetto meraviglioso della morte, ovvero che senza la stessa non esisterebbe la vita. È il sipario di quel teatro che si chiude per accogliere gli applausi che si merita. Grazie a voi tutti.